Tragedia a Padova, mamma e bimbo di meno di un anno investiti da un'auto davanti al supermercato in via Plebiscito. Il piccolo sbalzato a terra è morto in ospedale, la donna ferita lievemente è sotto shock. Sulle strade del Veneto una scia impressionante di sangue, 7 vittime nelle ultime 24 ore. In tangenziale a Padova perde la vita una mamma di 37 anni, a Porto Gruaro finanziere morto carbonizzato sulla Triestina. Circolazione in tilt in mattinata lungo la Romea, a Marghera un 45enne bosniaco ha perso il controllo del tir ribaltandosi, ferito, è stato subito soccorso, vigili del fuoco al lavoro. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 36enne marocchino accusato dell'omicidio del pensionato di Pieve di Soligo che ha tentato di rapinare. Domani la procura trevigiana affiderà l'incarico per l'autopsia. Gli incendi non si fermano a Foggia sull'altopiano, le fiamme divorano il bosco di Costalta, si sospetta il dolo, nuovi focolai in Val di Zoldo. Problemi organizzativi in vista per i presidi delle scuole che dal 1 di aprile saranno alle prese con i docenti Novax riammessi in servizio ma che non possono insegnare. Importante scoperta archeologica ad est. Durante i lavori di Acque Venete è riaffiorata una strada di epoca preromana ben conservata malgrado il trascorrere dei secoli. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In apertura di questa edizione regionale dei nostri telegiornali la cronaca, una tragedia che si è registrata nel pomeriggio a Padova, l'investimento in via del Plebiscito all'altezza del supermercato Aldi di una mamma con il proprio bambino. Un'auto mentre impegnava la rotatoria ha colpito una carrozzina e la madre che la spingeva. Purtroppo il piccolo di meno di un anno è stato sbalzato fuori e investito. Arrivato in condizioni disperate all'ospedale è spirato poco dopo. L'auto, nonostante il tentativo di una disperata frenata, non ha potuto evitare l'impatto con la carrozzina. Sul posto si è portata un'auto medica con il personale del SUEM 118. Il ferito è stato trasportato in prognosi riservata al pronto soccorso pediatrico. In via del Plebiscito sono intervenute le forze dell'ordine che ora stanno cercando di ricostruire le cause che hanno portato a questo investimento. Il conducente dell'auto è risultato illeso ma in evidente stato di shock. Una giornata, quella di oggi, iniziata nel peggiore dei modi proprio a Padova, in tangenziale, dove a perdere la vita è stata una giovane mamma di 37 anni. Un groviglio di lamiere informe schiacciato tra il guardrail e la fiancata del camion, quel che resta dell'auto dove viaggiava Laura Lazzaro, 37enne di Treponti di Teolo, morta questa mattina nell'incidente stradale avvenuto in corso 1 maggio lungo la tangenziale all'altezza dell'uscita 11 in direzione Padova Est. La donna era alla guida della sua Renault Clio rossa, coinvolta insieme ad altri 4 mezzi in un tamponamento a catena avvenuto intorno alle 8:30. 2 camion, 2 auto e una betoniera, tutti i mezzi viaggiavano in direzione nord quando per causa in corso di accertamento si è verificato il tamponamento. Ad avere la peggio le 2 auto rimaste incastrate tra la betoniera e i mezzi pesanti. Laura Lazzaro è morta sul colpo, hanno stabilito i sanitari del 118 intervenuti sul posto. Vani tutti i tentativi di rianimarla. Ferito in modo serio il 23enne padovano alla guida della Ford Fiesta blu, feriti lievemente invece i 2 autisti dei camion, mentre il conducente della betoniera è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare i feriti dalle lamiere e la polizia locale di Padova per i rilievi. Il tratto della tangenziale è rimasto chiuso per molte ore per consentire le verifiche e poi la rimozione dei mezzi coinvolti. Il traffico è stato deviato verso l'uscita 11. Laura Lazzaro era originaria di Lozzo a Testino ma viveva con il marito e il figlio di 4 anni a Treponti di Teolo. Stava andando a lavoro in uno studio tecnico. E la scia impressionante di sangue che ha interessato le strade del Veneto, 7 vittime in 24 ore, è iniziata ieri nel Vicentino con una famiglia distrutta. Comunità affrante dal dolore che si uniscono alle famiglie distrutte dalla tragedia, vite spezzate da un incidente, quelle del 25enne Filippo Bracesco Centauro, originario di Orgiano, di Linda Pironato, 38 anni, che se n'è andata con la sua figlioletta Noemi di 7, mentre erano nel SUV, guidato dal marito Francesco Dalmaso, che insieme al figlio di 4 anni sono rimasti feriti non gravemente, portati sotto osservazione al San Bortolo. Dinamica e cause dell'incidente che hanno portato alla violenza
violenta collisione tra la moto e il SUV ieri mattina lungo via Ponticelli ad Agugliaro sono al vaglio dei carabinieri. A bordo dell'auto l'intera famiglia avrebbe dovuto passare la giornata al parco con altri amici di Ponte di Barbarano. Ho sconvolto tutti, veramente tutti, perché è stata una bomba, qualcosa devastante. Avevamo proprio scambiato 2 parole giovedì scorso e giovedì prima e mi aveva proprio raccontato l'ultima volta di quando si è innamorata di Francesco, quindi... Siete tutti scioccati qua? Beh, abbastanza, insomma, un pochino sì. Stamattina quando ho saputo la notizia ho detto ma è la Linda veramente, non riuscivo a capire. È una notizia che ha sconvolto le persone, è drammatica la cosa, è una famiglia che faceva parte di Nanto dal 2015. Residenti da poco a Nanto, ma da sempre la loro vita legata ai territori limitrofi di Villaga e Barbarano. Una famiglia che frequentava, credo, l'intera giornata a Barbarano Mossano nella loro azienda agricola. So che i bimbi anche frequentavano le scuole qui di Barbarano Mossano. La bimba deceduta frequentava la scuola primaria qui di Barbarano, per cui una tragedia che ha colpito in maniera devastante la comunità sicuramente. Questo banco è ormai vuoto e questo banco che rimarrà vuoto fino alla fine dell'anno, perché l'intenzione è quello di lasciarlo in classe, perché nessuno si sostituisce e chi muore non va via per sempre. Questo è il messaggio che vogliamo lanciare a questi bambini. Una comunità incredula, unita dal dolore. Stasera, per dare un segno di vicinanza ai familiari, si celebrerà una preghiera alla chiesa di Mossano. Intanto, per la celebrazione dei funerali si attende il nulla osta della procura. In provincia di Verona un ragazzo di 24 anni di origini marocchine residente a Soave è morto nella notte in un incidente stradale avvenuto alle 2 a San Bonifacio. Era alla guida della sua auto quando, affrontando una curva, ha invaso la corsia opposta e si è scontrato frontalmente con un auto articolato condotto da un autotrasportatore padovano di Gran Torto. Il ragazzo è morto sul colpo, il camionista è rimasto invece illeso. Ieri sera, dall'altra parte della regione, nel Veneto orientale, un tragico incidente è costato invece la vita a un finanziere 35enne. È uscito di strada, poi lo schianto contro un albero e l'auto ha preso fuoco. Ieri sera verso le 21:30 lungo la Triestina Lison di Portogruaro all'altezza di via Acquanera. Non c'è stato scampo per Francesco Longo, 35enne, in servizio al nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Venezia. Quando i vigili del fuoco, insieme ai carabinieri e all'ambulanza, sono giunti sul posto, hanno trovato il suo corpo carbonizzato. Dopo i rilievi e gli accertamenti, anche attraverso un frammento della targa, i carabinieri di Portogruaro sono riusciti a risalire all'identità. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, ma al vaglio ci sono varie ipotesi. In quel tratto di strada c'era nebbia a banchi che potrebbe aver influito sulla visibilità. Oppure il 35enne potrebbe essere morto per l'impatto, nell'incendio o per un malore. Francesco Longo aveva prestato servizio per 7 anni come maresciallo capo nel nucleo di polizia economico-finanziaria di Udine. Poi, dopo aver vinto un concorso interno, era passato alla sede di Roma Castelporziano, dove era stato nominato sottotenente. A ottobre dello scorso anno il trasferimento a Venezia, presso la sezione verifiche complesse, dove si è fatto apprezzare per professionalità, serietà e la grande competenza riconosciuta da tutti i colleghi. Figlio di un ufficiale della Guardia di Finanza, lascia la moglie, anche lei maresciallo capo, e 2 bimbe di 7 e 6 anni, residenti a Udine. Sembra che fosse andato a trovare i genitori, poi, rientrando nella caserma di Mestre, l'incidente. La Guardia di Finanza di Venezia e Udine si stringono intorno al dolore della famiglia. Dalla strada triestina alla Romea, dove è stata una mattinata di vero e proprio caos. Attimi di paura questa mattina all'alba, quando un'autocisterna si è completamente capovolta all'interno della rotonda a Marghera, nei pressi del centro commerciale La Nave de Vero, lungo la Romea in direzione Chioggia. I vigili del fuoco hanno lavorato ore per mettere in sicurezza la zona.
A guidare un 45enne bosniaco rimasto incastrato nella cabina di guida. Per ragioni ancora al vaglio, l'uomo ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e rovesciandosi. È stato estratto dai vigili del fuoco intervenuti poco dopo sul posto con un'autopompa, un'autobotte, l'autogru e successivamente il nucleo NBCR, nucleare biologico, chimico, radiologico, con 12 operatori. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e con cesoie, divaricatori e martinetti idraulici sono riusciti ad estrarre il 45enne che a quel punto è stato preso in cura dal personale del SUEM, stabilizzato e trasferito in ospedale. Nel frattempo il personale del nucleo NBCR insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia locale ha lavorato ore per mettere in sicurezza la cisterna che comunque era vuota per poi provvedere alla completa rimozione. Così dunque sulle strade del Veneto e poi c'è la cronaca, i fatti tragici della cronaca degli ultimi giorni, l'investimento, l'incidente sul Terraglio giovedì notte, le 2 donne di Preganziol morte a causa con ogni probabilità della folle velocità di un'auto condotta da un 25enne rom e poi i fatti di Pieve di Soligo con il 36enne marocchino che ha ucciso l'83enne Adriano Armellin. A tal proposito vi chiediamo, rom e marocchino killer meritano l'ergastolo? Questo il sondaggio di questa sera di Ring, la trasmissione in studio condotta dal vice direttore Ferdinando Avarino. Se sì, meritano l'ergastolo, il numero è quello in verde, 0422 1626 691, se no non meritano l'ergastolo, 0422 1626 690. Una domanda come sempre diretta per dei fatti di cronaca che stanno indignando e interrogando delle intere comunità. E a proposito del marocchino, della 36enne marocchino, questa mattina è stato sottoposto a interrogatorio di garanzia. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, come ci racconta Lucio Zanato. Oggi c'è stato un interrogatorio di garanzia e l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. È rimasto in silenzio davanti al giudice Mohamed Baurouman, il 36enne marocchino arrestato venerdì sera per la brutale aggressione che ha causato la morte dell'83enne Adriano Armellin nella sua casa di via Schirati a Pieve di Soligo. A parlare è l'avvocato Filippo Viggiano di Firenze, suo legale da tempo. Il suo assistito ha precedenti? Sì, ha precedenti. Di che natura? Stupefacenti. Non mi ricordo se ha tutta roba da minorenne, forse da minorenne c'è anche una rapina, ma non sono sicuro. Sposato, padre di 2 figli, il marocchino fino a una settimana fa ha affermato di aver lavorato in un'azienda del quartiere del Piave che fabbrica materassi. Lui ha detto che da poco tempo lavorava e che ha lavorato per poco tempo. Dalla carta d'identità in mano ai carabinieri, la sua residenza è dal febbraio del 2019 a Moriago della Battaglia, ma il sindaco Tonello fa sapere che è stato cancellato d'ufficio dopo essere risultato irreperibile il 12 novembre del 2020. Ha detto anagraficamente residente, ma di fatto senza fissa dimora. Precedenti per stupefacenti, una vita ai margini, danno già il quadro su cui si è consumata l'aggressione sfociata in omicidio. Anche oggi i carabinieri sul posto per altre verifiche, anche se la casa posta sotto sequestro verrà riaperta nei prossimi giorni per i rilievi dei RIS, che analizzeranno anche gli indumenti sporchi di sangue sequestrati all'aggressore omicida. Tante quindi le domande a cui Mohamed dovrà dare conto, anche se al momento ha il silenzio la sua unica risposta. E ovviamente anche lui è sotto shock, no? Cioè, chiaramente deve ancora, insomma, sono momenti comunque, no, particolari comunque sia, ecco, le responsabilità qualunque siano, eccetera. Indubbiamente è in una situazione delicata a sua volta. Dalla Marca trevigiana all'altopiano di Asiago a Foggia è scoppiato l'ennesimo incendio.
Scoppiato un incendio questa mattina a Foggia sulla strada provinciale 76 in località Costalta. Le fiamme, attualmente molto vigorose, hanno continuato a salire verso il Monte Melete di Foggia, bruciando ettari di bosco circostante di proprietà privata. Si tratta di più focolai distanti l'uno dall'altro e si sospetta il dolo. Attualmente è bruciato un terreno già di una ventina di ettari, fatto di abeti e larici. Intervenuti sul luogo i carabinieri forestali, numerose squadre dei vigili del fuoco di Asiago, Vicenza e Thiene, oltre il servizio antincendio boschivo regionale e i volontari della protezione civile. Anche un elicottero con una cisterna da 10.000 litri è stato impegnato per contrastare il fuoco, oltre a quello della forestale. Può essere più un piromane che per problemi suoi si diverte a dar fuoco al bosco e sta depauperando un patrimonio ambientale immenso. La facilità di diffusione delle fiamme è alta grazie alle condizioni favorevoli come vento e siccità, nonché piante piene di resina. Ci sono più di 100 giorni che non piove e le condizioni perché si propaghi un incendio sono quelle ideali. Per agevolare le operazioni dei vigili del fuoco e antincendio boschivo è stata chiusa la strada provinciale 76 della Val Gadena dalla località Costalta al centro di Foggia. Ma c'è anche la possibilità di dover evacuare le persone nel caso non arrivi in tempo? Allora, in alto attualmente sono disabitate anche le malghe che ci sono, quindi non c'è questa necessità. Se continua si può espandere tornare giù verso Foggia e allora si dovrà valutare anche questo. E l'emergenza incendi non è ancora rientrata tra Zoldano e Longaronese. Qui c'è un intervento di un uomo della protezione civile che sta spegnendo il fuoco sul ciglio della strada. Qui abbiamo proprio la 251, il tratto Franco-Igne, dove effettivamente il fuoco è arrivato in strada. Le foto postate sul canale Telegram dal sindaco di Val di Zoldo ieri con il personale impegnato a spegnere l'incendio di mezzo canale con le fiamme praticamente in strada. E ancora la mappa del tracciato dei Canadair, un via vai senza sosta dal lago di Santa Croce a caricare acqua alla vallata zoldana. Una lotta contro il tempo per domare le fiamme da un lato e per risolvere l'emergenza nell'emergenza, rappresentata dalla chiusura della 251 che ha isolato la Val di Zoldo, accessibile solo dal passo Staulanza. Per gli studenti è stata riattivata la DAD. È impossibile, è una dinamica, non sta nelle cose. Come fa un ragazzino a alzarsi alle 5 per andare a scuola a Longarone? Quando in condizioni normali ci mette 20 minuti in macchina, mezz'ora in corriera. Una strada che negli ultimi 10 anni è stata chiusa almeno una ventina di volte a causa delle frane. C'è bisogno urgente di interventi misurati, non della galleria progettata per bypassare Ignes Franco, semplicemente perché non c'è tempo. Quell'opera, per una mancanza di soldi e di finanziamenti, di fatto non è mai stata realizzata. E nonostante in questi anni abbiamo cercato di far capire, dopo è chiaro che gli interventi sui mondiali hanno un po' virato quella che era un po' l'attenzione sul territorio e ogni volta che noi ci approcciavamo la risposta era di soldi. La provincia di Belluno sulla viabilità ne ha ricevuti tanti. La provincia dal canto suo ha messo la 251 fra le priorità degli interventi da fare. Ieri c'è stato un contatto con la vicepresidente della regione De Berti. Ieri ho sentito anche l'assessore De Berti che aveva parlato col sindaco della Val di Zoldo. Devo dire che forse finalmente siamo arrivati a una sensibilizzazione che ci permette di trovare le risorse per un intervento che deve essere definitivo. E intanto fioccano le interrogazioni parlamentari. Il deputato Roger De Menec ne ha inoltrato una al Ministero delle Infrastrutture. Il suo collega Dario Bond ha chiesto di prevedere iter autorizzativi brevi per creare nuove strade tagliafuoco in montagna. Pubblicità, a fra poco. Rientriamo in diretta per parlare del mondo della scuola perché ci sono nuovi problemi organizzativi all'orizzonte.
Dal 1° aprile ritornano in servizio il personale docente Novax, ma secondo le indicazioni del Ministero dell'Istruzione non potranno stare in classe a contatto con gli studenti. Questo significa che non potranno insegnare. Per i dirigenti scolastici si tratta di una questione piuttosto difficile da gestire, visto che dovranno trovare un impiego alternativo a questi docenti che saranno nuovamente stipendiati. È un problema che ci stiamo ponendo in tanti, come in qualità di dirigenti scolastici, perché in realtà non è chiesto di non lavorare a questi docenti o personale ATA, ma di essere adibiti in attività a supporto della didattica. Ma il supporto della didattica senza gli alunni significa in attività sostanzialmente di progettazione, programmazione, che a fine anno, insomma, lei si renderà conto, aprile e maggio, e di fatto l'anno è finito pochi giorni di giugno, e quindi saranno qui molto probabilmente in segreteria. Ci stiamo ponendo il problema che non è di poco conto, perché in ogni caso, insomma, si tratta di velocissimamente, perché il 1° aprile è alle porte, di trovare una collocazione che non sia, attenzione, un demansionamento, perché questo non è previsto, non è possibile. Si stima che in provincia di Padova siano circa 120 i docenti e circa 50 addetti del personale ATA non vaccinati. La dirigente Concetta Ferrara nel suo plesso, per esempio, dovrà ricollocare almeno 8 docenti. Difficile trovare un impiego amministrativo a fine anno per chi non ha mai fatto questo tipo di attività. La decisione del Ministero viene definita da tutti un controsenso e sta suscitando la rabbia di tutti quei docenti che invece hanno rispettato le regole vaccinandosi fin da subito. Ovviamente questo ha creato molto sconcerto e molto malcontento, proprio perché, insomma, il messaggio che passa non è proprio di quelli là chiarissimi. Insomma, loro hanno fatto 3 dosi, sono stati attenti a tutte le regole, hanno seguito pedissequamente tutti i protocolli e adesso si vedono in qualche modo scavalcati, ecco, dai colleghi che vengono in segreteria a fare qualcosa. Rimaniamo nel Padovano, andiamo a est per un'importante scoperta archeologica. Una strada paleoveneta ben conservata nonostante i secoli e i numerosi lavori di fognatura che si sono susseguiti. Che il territorio estense fosse ricco di reperti archeologici risalenti ai Veneti antichi era cosa risaputa, ma con questa nuova scoperta si conferma tale, ci racconta di un luogo punto di passaggio di questa civiltà di epoca preromana. Ad est, all'incrocio tra via Settabile e via 25 aprile, durante gli scavi di un cantiere per la rete idrica fognaria, è riemersa una parte di una strada protostorica. Prima di tutto che la strada è stata rinvenuta nonostante lavori di fognatura degli anni 70 avessero intaccato già a quel tempo le strutture. Infatti la fortuna è stata che la strada protostorica rinvenuta da gennaio, nel mese di gennaio scorso, si era in pratica conservata sotto le tubature alle condutture dei lavori precedenti. Quel che è apparso chiaro fin da subito agli esperti della Soprintendenza dei Beni Archeologici è che quel tratto nei secoli è sempre stato un punto di passaggio e ancora oggi via Settabile segue per alcuni tratti lo stesso orientamento della strada antica. Il sito, una volta rinvenuta la strada, viene messa in sicurezza con la copertura di tessuto, geotessuto e a distanza dalla conduttura nuova della fognatura, dell'impianto fognario, e poi viene tutto richiuso ovviamente. E viene fatta la documentazione ad opera della ditta archeologica che sta seguendo lo scavo e consegnata alla soprintendenza. Lungo la strada sono stati rinvenuti tratti di blocchi di trachite o di scaglie euganea che appartenevano alle fondazioni di edifici che si affacciavano lungo la via. Come si vede dalle foto, inoltre ci sono anche dei punti più scuri, ricchi di carbone, interpretabili come resti di ambienti dove avvenivano attività artigianali. In ultima battuta vi ricordo il sondaggio di Ring. Questa sera Rom e Marocchino Killer meritano l'ergastolo. Se sì, il numero è quello in verde, 0422 1626 691. Se no, non meritano l'ergastolo, quello in rosso, 0422 1626 690. Questo nel giorno in cui il marocchino 36enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. I
fatti sono quelli di Pieve di Soligo, l'uccisione dell'83enne Adriano Armellin e poi i tragici fatti di Preganziol con le due donne travolte dall'auto guidata da un 25enne rom che andava a tutta velocità. Questo il sondaggio di Ring. Questa sera in studio con Ferdinando Varino per parlare di questo e altro Alessandro Manera della Lega, Gio Formaggio, Fratelli d'Italia, Antonella Tocchetto, legale e rappresentante del Partito Democratico, Paolo Calia, giornalista, collega del Gazzettino. Ci saranno anche Mario Benetti e Gabriella Tranquillo, la coppia di Montebelluna che ha deciso di vivere in camper per fuggire al caro bolletta e non solo. Quindi appuntamento questa sera a Ring a partire dalle 21:15 con Avarino. È tutto per questa edizione regionale, vi ringrazio per l'attenzione, c'è il meteo, buona serata. Da 150 anni Nardo Giovanni Terrazzi alla Veneziana, i pavimenti più belli del mondo. Bentrovati al meteo. Pressione in diminuzione, tempo ancora stabile e conto alla rovescia per l'arrivo della pioggia grazie ad una perturbazione atlantica. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 29 marzo. Sul Veneto possibili iniziali foschie e nebbie in pianura in graduale dissolvimento. Lasceranno infatti spazio a seguire ad un cielo sereno o poco nuvoloso, più nubi poi in serata. Nella notte tra martedì e mercoledì prime debolissime precipitazioni a carattere sparso. Venti in pianura a tratti moderati dai quadranti orientali. Temperature sostanzialmente stazionarie, localmente in lieve calo, minime tra 2 e 9 gradi, massime comprese invece tra i 14 e i 18 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso al mattino saranno possibili delle foschie, cielo in genere variabile sia per velature in quota sia per possibili nubi basse. Di notte qualche debole precipitazione. Temperature minime tra 5 e 9 gradi, massime sui 15-17 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, sarà anche qui soleggiato, velature e nuvolosità alta al mattino, via via più fitta nel pomeriggio, piovaschi anche in questo caso nelle ore notturne. Temperature minime intorno ai 6-7 gradi, massime sui 20 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Da 150 anni Nardo Giovanni Terrazzi alla Veneziana, i pavimenti più belli del mondo.